down on the breeze lies still, shreds of world. They're hidden in the mist below. What if I could? Ecco qui siamo arrivati. Buongiorno a tutti, oggi siamo nel comune di Calalzo e andiamo a fare una bella passeggiata tranquilla, senza grossi problemi, con un massimo di 400 metri di dislivello dalla località della capanna degli Alpini fino su alla cascata in Val d'Otè. Esatto. Eccola qua, quindi il sentiero è il numero 255 Sì. ed è la prima parte del rifugio Galassi. Poi noi ci fermeremo prima alla Sì. cascata, così vi facciamo vedere un'altra delle bellissime cascate del Veneto, la cascata delle Pile. Cascata delle Pile, esatto. Ecco, questa che vedete è la strada forestale che stiamo percorrendo adesso, con ai lati una magnificenza di erica rosa. I pini, E pini, non sappiamo che pini sono questi qui. dopo glielo diciamo. Sì. Va bene. E siamo arrivati alla capanna alpino, cos'è? Capanna alpina. Capanna alpina. Adesso a breve, in altri 20 minuti. Sì, si segnavano un quarto d'ora, ma Sì, dai, anche 20 minuti che qua sì, hanno sempre la misura del CAI. che corrono come dei Corrono. Corrono, guarda queste montagne che belle che sono invece. Sì, avevi ragione. Te lo trovavi. Oh, bello, eh? Sì, sto guardando per dove si passa che rifugio Galassi Forte.
Sì, sì, Si scende. si va giù, si va giù. Bello. Come ti sembra? Bellissimo, Bellissimo proprio. bellissimo. Cioè, Sembra di stare nel Signore degli Anelli. sì, esatto, proprio così. Sembra proprio dei Signori degli Anelli. Pazzesco bello. Invece così qua. Occhio, Wow, che bella. Carina. Wow! Bella, pazzesco quanto bella che è. Da urlo. Siamo arrivati, allora cosa ne Eccola pensi? qua. Bella, Guardate che cascata magnifica, vista da sotto
è ancora più imponente, si vede l'acqua che ti cade addosso praticamente. Proprio. Una meraviglia. Guarda di che colori sono le rocce, perché sono tutti depositi che ha lasciato l'acqua. Incredibile. Merita veramente. Ragazzi, qua d'estate bagno schiuma e sotto, Qui ragazzi non è difficile arrivarci, vero? No, Dai, una no, passeggiatina. bisogna, insomma, bisogna Un po', stare un attimo sì. attenti, ci sono sassi, ma Però dai, se l'ho fatta io lo fanno tutti. ne abbiamo visto di peggio, giusto? Assolutamente. Che differenza di temperatura! Sì, sentite che differenza, eh? Hold on the breeze, lie still. Shreds of wood, they're hidden in the mist below. What if I could? My fears, I could, 'cause I feel good.
Ok, siamo arrivati qui al rifugio. Come si chiama questo rifugio? Siamo alla Capanna degli Alpini. Capanna Siamo- degli Alpini. Siamo tornati giù dalla cascata Sì. e quindi delle pile che avete visto nel filmato e adesso siamo in procinto di rientrare. Quanti chilometri sono tra andata e ritorno? Ma allora segnalano 11 km, ma 11. penso che più o meno ci siamo. Sì, sì, dislivello. Dislivello 400 metri, però insomma sì, è in salita, ma è Però salita è abbastanza costante, dolce, Sì, sì, costante. dolce. L'unica cosa è se salite alle cascate da fare un po' di attenzione perché ci sono i sassi, insomma si scivola, Esatto. è bagnato e ci sono un paio di punti in cui bisogna un po' arrampicarsi, ma insomma Comunque, niente a di parte speciale. dalle cascate, è a percorso per tutti questo, è proprio. Sì, Anzi, assolutamente. anche sì. col passeggino in un certo senso, spingerlo un C'è po'. una strada sterrata, Sì, sì, ecco, è una è strada una forestale, quindi Dalle insomma, cascate bisogna avere un po' di manualità, insomma. beh, devi avere ovviamente gli scarponi da montagna Sì. e essere un minimo, diciamo, attento a non scivolare, Sì, nel senso sì. se un bambino di 5 anni magari non ce lo porti, Sì, sì. ecco. Comunque dai 10 anni in su, insomma, Sì, va senza tranquillamente. problemi. Infatti c'è gente che è andata su adesso, Sì. quindi con ragazzini. Vabbè, dai, ci aggiorniamo dal secondo rifugio. Sì, sì. Ok, siamo arrivati a destination. Sì, siamo arrivati. Allora, come bellezza, cosa dici? Mi sembra carina, è bella la cascata. Io darei un 6 netto. 6? Sì, Anche un po' di più, dai, Sì. bella la cascata. 6,5, 7, Sì. 6,5, Sì. 7, dai, 6,5, 7. E come difficoltà, allora, sono 11 km, Sì, però, come dire, c'è l'ultimo pezzetto. l'ultimo bisogna stare pezzetto attenti. bisogna stare un po' attenti. Sì, L'ultimo, all'occhio. sì. Quindi un Sì, 6. Un 6, dai, Mm? 6. Sì, Difficoltà. sì. È consigliata con i bambini fino a un certo punto e dal canyon che si entra per la cascata sarebbe meglio anche noi, insomma. Oppure bambini che abbiano almeno 10 anni. 10 insomma, anni, sì, 9-10 anni. sì. Oppure il papà che se li prende in braccio e che vada su col papà, Ma insomma. anche quello è difficile. Sì, perché è un ci po' sono dei pericoloso punti in anche cui ti devi quello, insomma. arrampicare, Comunque è belle, dai, niente da dire. Sì, sì, assolutamente. E niente, dai. Chiudiamo Alla qua in una prossima. bellissima vallata e alla prossima. Ciao! Ciao.